Rieccoci alla nostra ricerca, dottoressa. Arriviamo a vedere l'età, che qua è abbastanza rilevante, quindi abbiamo visto la concentrazione della popolazione nei nostri territori, adesso avete fatto uno spaccato per età. Sì, infatti dopo aver guardato un po' l'evoluzione della popolazione nel suo insieme e nel suo numero, ci siamo soffermati a guardare come è cambiata e come ci aspettiamo cambierà in composizione, quindi nella struttura della popolazione e in particolare nella struttura per età. E abbiamo visto, si vede bene dal grafico che mostra l'evoluzione della struttura dal 2002 ad oggi e poi fino al 2042, come già nell'ultimo ventennio abbiamo assistito a un calo della popolazione adulta a fronte di un aumento della popolazione anziana. Il calo anche della popolazione giovanile, che di solito appunto nelle statistiche ufficiali viene considerata fino ai 15 anni, quindi sono diminuiti i giovani, sono diminuiti gli adulti in età produttiva, sono aumentati gli anziani negli ultimi 20 anni. E questo è importante perché appunto la tematica dello spopolamento va cioè di pari passo con la tematica appunto del cambiamento degli equilibri e dell'invecchiamento. E di per sé l'invecchiamento cioè non è appunto un problema, anzi è meglio, anzi è una grande conquista, esatto. Appunto essere riusciti a guadagnare in termini di vita media è una grandissima conquista, però diventa una problematica dal momento che ci sono degli equilibri di popolazione che vengono messi a dura prova appunto da questi squilibri per età. Oggi abbiamo circa un quarto della popolazione veneta che ha più di 65 anni, ci aspettiamo che da qui al 2042, quindi in 20 anni, questa popolazione aumenti fino a superare il 34%, quindi diventerà una persona anziana ogni tre abitanti del Veneto, ed è una percentuale molto alta che va di pari passo con una ulteriore contrazione della popolazione adulta e produttiva, che chiaramente sostiene sia in termini, appunto abbiamo citato il sistema pensionistico, ma anche tutto in termini di assistenza e di cura. Si apre la tematica del welfare, cioè appunto sono una serie di dinamiche che poi vengono ad essere coinvolte, che sono rilevanti sostanzialmente. Certo, che vanno di pari passo con la bassa natalità e con la diminuzione della popolazione giovanile, e quindi nel complesso diventa una problematica riuscire a gestire appunto una popolazione che si squilibra, cioè perde i suoi equilibri tra queste classi di età. Certo. Slide successiva, vediamo subito per quanto riguarda invece i territori e quindi i cambiamenti demografici e per età al 2042 ecco qua, nella immagine di destra, no? Quelle più scure sono quelle dove il numero di popolazione? E la parte a destra appunto è la stima, il 42, di nuovo abbiamo nella mappa sono riportate le percentuali di popolazione anziana, quindi più scura è la mappa, più vuol dire che la percentuale appunto di anziani sarà alta, ci aspettiamo sarà alta nel 42. Che è quello che diceva anche prima il segretario, insomma rispecchia sostanzialmente al contrario quello che si diceva prima, tutto sommato. Esatto. Nell'immagine successiva viceversa? Quindi quella che vediamo invece gli indicatori strutturali del Veneto. Sì, l'immagine successiva è importante perché nel calcolo degli indicatori si mette proprio in evidenza questa tematica di equilibri di popolazione. Gli indicatori che vengono solitamente considerati appunto quando si parla di invecchiamento sono l'indice per l'appunto di vecchiaia e l'indice di dipendenza e di dipendenza degli anziani. Cosa significano questi numeri? Significa che riferiti per esempio all'indice di vecchiaia, se oggi ogni 100 giovani significa appunto con meno di 15 anni, abbiamo 189 anziani, fra 20 anni ne abbiamo 293, quindi quasi 3 anziani ogni giovane, e dà l'idea appunto di come ci aspettiamo potrà essere squilibrata da questo punto di vista la popolazione. È altrettanto importante vedere e mettere in relazione la popolazione anziana con quella in età adulta, quindi in età produttiva, che in qualche maniera la sostiene. Se oggi siamo ogni 100 attivi a 57 inattivi tra giovani e anziani, di cui per l'appunto 37 sono anziani, questo rapporto nel 2042 ci aspettiamo diventi 64 anziani ogni 100 attivi, quindi appunto una popolazione che aumenta in numero ma aumenta in proporzione
e contemporaneamente una popolazione lavorativa che diminuisce e quindi diventa difficile sostenere per tutte le cose appunto appena citate. Sì, vuole commentare, segretario, a questo punto? Abbiamo poi l'ultima slide dei sessantenni che vivono solo in Veneto e si parlerà di solitudine, vedremo anche poi l'ultimo. Infatti. No, su questo c'è poco da commentare, lo abbiamo detto prima, il fatto che le persone diventino più anziane è un dato sicuramente positivo, ma accanto a questo deve cambiare la società. Per cambiare la società servono investimenti. Per avere investimenti è evidente che dobbiamo avere un aumento anche delle altre fasce, e quindi delle fasce adulte e delle fasce giovani. La demografia non è una questione che tu risolvi dall'oggi al domani. No, ci vuole anche ci vogliono anni per invertire le tendenze, bisogna sempre guardare avanti. E bisogna guardare avanti. Però è evidente, insomma, che i temi del 2042 dobbiamo porceli oggi, perché dobbiamo cominciare oggi a costruire le condizioni perché il 2042 sia per la popolazione anziana così, ma sia per gli altri nel frattempo incrementata, su tutta una serie di voci, compreso anche quello delle pensioni. Assolutamente. Ultimissima cosa, volevo appunto dire, poi lascio la parola alla dottoressa Gargiulo, che assieme a questo l'altro grande tema che viene avanti è quello della solitudine. E infatti vediamo subito la slide solitudine che siamo in chiusura. Prego, dalla regia, vogliamo commentarla insieme? Cosa ne emerge? Abbiamo guardato, questi non sono più dati di censimento ma sono dati di un'indagine campionaria, sempre Istat, e abbiamo guardato appunto la percentuale di ultra sessantenni, quindi non sono giovanissimi, anziani o comunque persone che si stanno affacciando, almeno secondo appunto l'età classicamente considerata che è il 65 anni, nell'età anziana, e vediamo appunto negli ultimi dati disponibili che circa un quarto della popolazione ultra sessantenne vive da solo, e questo diventa particolarmente alta se consideriamo la popolazione femminile, dove abbiamo appunto circa un terzo della popolazione sola. Chiaramente e inoltre è interessante vedere che solo nel giro di questi 3 anni considerati si è assistito a un leggero aumento, quindi in un arco di tempo molto breve vediamo che è una tematica che diventa sempre più importante, insomma, da assolutamente. La ringrazio. Effettivamente, come dice il segretario, il tema della solitudine è un tema che voi avete affrontato un sacco di volte, che comporta servizi socioassistenziali qualificati e tanto altro, quindi non solo domiciliarità, perché esatto, non è che uno può stare a casa da solo perché da solo non ci sta, e tanto altro ancora. Io vi ringrazio, ringraziamo la dottoressa Chiara Gargiulo, ricercatrice ILES Veneto, di averci illustrato questa ricerca, di averla condotta. Grazie ancora Ugo Giollo, segretario SPI-CGIL del Veneto, grazie anche a lei, grazie allo SPI di questa pagina molto interessante sociodemografica, di uno spaccato della nostra realtà. Ne approfondiremo diversi aspetti, la puntata la potete rivedere in replica naturalmente sul nostro sito e sul sito dello SPI-CGIL. Buon proseguimento e a presto, grazie.